Bentrovati per questa seconda puntata di Spazio FIGC a tutto campo. La scorsa puntata ci siamo occupati di ciò che poteva avere inizio in questa stagione, ne abbiamo parlato con Angelo Caramanno che è qui al nostro fianco, con Giovanni Sorce e Jack Giardina. L'altra volta c'era invece il coordinatore Stefano Valenti del settore giovanile scolastico che oggi non è potuto essere qua, ma lo sarà sicuramente nelle prossime puntate. Abbiamo affrontato tanti temi di tutto ciò che doveva avere inizio e che invece ha avuto inizio regolarmente, perché nel mese di novembre sono iniziati i vari tornei ed ora praticamente si stanno organizzando altre memorial, ci sono anche dei tornei che sono in cantiere e di cui parleremo anche con i nostri ospiti. Allora Angelo, il mese di novembre diciamo è il mese dell'inizio dei vari campionati, però dietro questo c'è un lavoro che è iniziato quest'estate e praticamente il mese di novembre, alla fine di ottobre, è soltanto servito per dare il via a tutto. Sì, Carmelo, dici bene. Dopo un lungo travaglio da quest'estate, finalmente sono partiti tutti i grossi campionati che noi gestiamo. Domenica scorsa è partita la terza categoria con tanta soddisfazione. Il nostro torneo è formato da 12 società, 12 squadre, 11 dell'Agrigentino e una del Palermitano, il Prizzi. Però noi siamo sempre 12 perché abbiamo la Margheritese che partecipa con la delegazione di Trapani, quindi il nostro organico è formato da 12. Di questi 12 abbiamo 4 società che l'anno scorso hanno fatto questo nostro campionato e 8 nuove società. Quindi, come tu ben capisci, c'è un gran lavoro riuscire a coinvolgere 8 comuni, 8 nuove società a partecipare al nostro campionato. Questo c'è stato un po' di lavoro, però fortunatamente grazie ai rapporti buoni che abbiamo con la società e alle amicizie che ci siamo creati in questi diversi anni di collaborazione con la delegazione e la nostra credibilità, siamo riusciti a partire bene. Domenica c'è stata la prima partita, fortunatamente tutto è filato liscio, non ho ricevuto telefonate di lamentele, quindi questo significa che tutto è andato bene. Ecco, noi dobbiamo parlare di prevenzione, perché si è arrivati all'inizio del campionato di terza categoria, ma prima c'è stato anche un incontro lo scorso 5 novembre Sì. tra società, arbitri e quindi anche la delegazione agrigentina. Ecco, cosa vi siete detti? Sì, allora in quell'occasione noi da questo stesso anno facciamo un incontro prima dell'inizio del campionato di terza categoria con le società di terza categoria. Quest'anno l'abbiamo esteso pure alle società della Juniores e del settore giovanile Under 17 e Under 15, in sostanza dove ci sono gli arbitri. Lo facciamo ogni anno, quest'anno in particolar modo in quanto ci sono delle nuove regole. E quindi noi abbiamo pensato che non può essere che i protagonisti principali che vanno in campo sconoscono le regole, perché questo poi comporta anche i dirigenti a protestare per cose che possibilmente non si conoscono e quindi allora, questo incontro è stato la cosa più bella è far incontrare la società. Io ho notato che le prime due società che sono arrivate erano Campobello Prizzi, guarda caso domenica c'era Campobello Prizzi la prima partita, questi sono conosciuti, sono presentati, si sono scambiati il numero di telefono, dove andare a mangiare al ristorante, delle indicazioni abbastanza utili e quindi il fatto di conoscersi e di essere già, non diciamo amici, però persone che navigano nello stesso ambiente e quindi già si sono parlati, si evita di avere quell'attrito, quell'astio iniziale che può procurare eventualmente scintille successivamente, quindi questo già da prevenzione. Noi abbiamo invitato e hanno risposto tutte le società di terza categoria e alcuni del settore giovanile, il dirigente massimo, il presidente o chi per lui, il capitano e l'allenatore, perché sono i tre protagonisti che poi possono far veicolare il messaggio a tutti gli atleti. Questo ogni anno ha avuto i suoi frutti per 5 anni e quindi speriamo che quest'anno questo possa essere, diciamo, la continuazione. Quest'anno c'è stata anche una bella novità, ci sono diversi centri dell'Agrigentino che addirittura qualcuno per la prima volta si presenta in assetto di partenza di un campionato provinciale come quello della terza categoria. Io mi riferisco per esempio al Santa Elisabetta che mai ha avuto una squadra in terza categoria e quest'anno praticamente è scesa in campo.
Da sottolineare anche un fatto molto importante, che non si è fatto calcio a Santa Elisabetta per mancanza di uno stadio, di un campo sportivo. Gioca A Sant'Angelo a Muxaro. Sant'Angelo Muxaro, però questo è servito per dare una spinta alla locale amministrazione, che si è impegnata a fare un rettangolo di gioco, o no? Le ultime Sì, novità. sì, allora io dico sempre che, a parte il fatto che si gioca e quindi è una cosa positiva per tutti mandare i ragazzi in campo la domenica durante gli allenamenti e quindi toglierli dall'estate, questa è la cosa principale La a cui noi partecipazione tendiamo. dei tifosi, dei No, poi paesani. io dico sempre che ove vi è un campo che per alcuni anni non si fa attività sportiva, prima o poi quel campo finisce in discarica, chiamo io, discarica comunale. Spesso il campo poi viene distrutto, non si abbandona, quindi poi per riprenderci ci vogliono un po' di soldini. Si fa tutt'altro. Quindi il fatto di riprendere l'attività tipo Ciangiana 4-5 anni non si faceva attività, con la mia grandissima soddisfazione quest'anno sono partiti, tutti amici, quindi a cui tenevo tantissimo, e hanno sistemato il campo. Hanno sistemato il campo e quindi quella città riprende quell'attività agonistica in un campo di calcio che è bellissimo e quindi fa vivere di nuovo l'atmosfera della domenica a Ciangiana. E Santa Elisabetta per la prima volta, Santa Elisabetta non vi è il campo, qui andiamo al contrario. Grazie a questa squadra seguitissima, domenica c'è stato un entusiasmo incredibile a Ecco, Sant'Angelo io vorrei fare Muxaro. vedere qualche immagine, direi alla regia di mandare qualche immagine di questa partita di Santa Elisabetta. Quindi dicevo che avendo una squadra di calcio, l'amministrazione è incentivata eventualmente a fare dei progetti per produrre e realizzare un impianto sportivo nella città dove già c'è una squadra di calcio. Quindi queste sono tutte quelle azioni che mirano a portare Ecco, questo è il campo di Sant'Angelo Muxaro, stanno per fare l'ingresso in campo le due squadre, il Santa Elisabetta e poi l'altra squadra non mi ricordo. Virtus di Favara. È il Virtus di Favara. Mi sembra che sia terminata in parità. 1-1, una gran 1-1. bella partita, giocata bene. E non ci grande sono festa sugli spalti. Sì, molte persone hanno fatto l'entrata tipo seria con i ragazzini, insomma una cosa Una grande, bella veramente. coreografia. Sì, una bella coreografia e quindi diciamo che con grossa soddisfazione per la prima volta nella storia dell'Agrigentina abbiamo questa nuova realtà nella nostra Ecco, delegazione. qua ci sono due squadre, la squadra Sì. di Favara Sì, e questa è la terza squadra di Favara. sì, a Favara quest'anno abbiamo, Tre squadre. da un lato sono felicissimo perché abbiamo 3 squadre, una in eccellenza, una in prima categoria, l'Atletico Favara, Pro Favara in eccellenza, Atletico Favara in prima categoria e Virtus di Favara in terza. Dall'altro lato abbiamo avuto grosse difficoltà a trovare gli spazi per poter far giocare tutte e 3 le squadre, Tutte e tre le squadre. perché abbiamo pure un settore giovanile abbastanza fiorente a Favara e quindi riusciamo, però ci siamo riusciti e siamo felicissimi perché il campo di Favara è un campo veramente dove si lavora tantissimo e si lavora pure bene, un impianto tenuto abbastanza bene. Giovanni Sorci, che è responsabile della società dell'Atena, ecco, quest'anno anche tu, ecco, anche la tua società ha presentato in analisi di partenza una squadra in terza categoria. Sì, quest'anno abbiamo voluto fare questa nuova esperienza, naturalmente non tralasciando quelle che sono, diciamo, le nostre principali attività, che è il settore giovanile, dove comunque partecipiamo ai vari campionati regionali con ben 3 squadre. E come ha detto prima Angelo, grazie magari a rapporti, diciamo, di amicizia personale e di stima, ci ha dato, ecco, una spinta in più per fare questa nuova avventura e per dare, ripeto, anche una possibilità magari ai ragazzi che escono fuori dal settore giovanile e che vogliono continuare a fare calcio in maniera sana, in maniera pulita, divertendosi, ecco, dare anche questa possibilità, diciamo, a questi ragazzi. Naturalmente abbiamo iniziato un po' in ritardo, è stata però insomma devo dire che grazie anche alla collaborazione che abbiamo avuto con 2 gruppi, diciamo, che avevano già fatto la terza categoria e devo ringraziare Osvaldo Cumbo che, diciamo, che è l'allenatore di questa squadra e che comunque ha portato qualche ragazzo con cui già aveva fatto la terza categoria un paio d'anni fa, i Brothers, e poi altri 2 amici che sono Peppe Cucinella e Abid, Tonino Abid, che anche loro volevano iscrivere la squadra però forse non erano riusciti e ci hanno dato una mano, ecco, anche a reperire i ragazzi e a fare la squadra nell'arco di non più di 4-5 giorni. Quindi Ecco, tu mi devi dire dove giocate, qual è il vostro campo amico e questa squadra da chi è formata? Poco fa tu hai accennato che ci sono anche dei ragazzi che giocavano con la Brothers,
Ma ci sono anche vostri ragazzi che sono usciti dal settore giovanile, o no? Sì, è formato da qualche ragazzo che è extracomunitario che giocava nella Brothers, e poi ci sono altri ragazzi, ce ne sono molti di Porta Empedocle che giocavano nel Vigata di qualche anno fa, dico qualche altro ragazzo che è uscito dal settore giovanile, quindi abbiamo fatto un mix, ecco, ripeto, nell'arco di una settimana, perché poi appena si è sparsa la voce, sinceramente non sai quante richieste ho avuto di ragazzi che avrebbero voluto, che vorrebbero comunque partecipare a questo campionato. E quindi ripeto, abbiamo fatto l'esordio domenica col Cianciana, noi giochiamo a Campofranco le partite casalinghe, che diciamo è una struttura ottima, ripeto, dove comunque Dove vi trovate abbastanza dove bene. ci troviamo bene, sì, dico, dove comunque ci giochiamo anche col settore giovanile, quindi ripeto, abbiamo voluto giocare anche lì con la terza categoria perché, ripeto, vogliamo, siccome è un campo dove giocare a calcio è un piacere, ecco, perché è una struttura, insomma, che merita, magari avremmo potuto anche trovare qualche campo più vicino, che però magari in terra battuta, magari in condizioni non La ottimali. differenza di 10 minuti in più avete Bravo, trovato una infatti, bella struttura. abbiamo preferito, ripeto, magari fare 10 minuti in più di strada. strada, però giocare, dare ai ragazzi, ripeto, la possibilità comunque di giocare in una struttura dove viene il piacere di giocare. Ecco, salutiamo Tonino Butera e la new entry in questo momento, ma per motivi prettamente sportivi, e ora vi accederemo perché Tonino Butera quest'anno è coordinatore provinciale delle rappresentative. Con lui poi ci soffermeremo a parlare appunto di queste rappresentative. Jackie Giardina è il selezionatore di calcio a 5 under 15 e 17, ma c'è una novità, perché in maniera assoluta, ecco, quest'anno vi presentate in nascita di partenza con queste due categorie. Sì, quest'anno per noi è motivo d'orgoglio perché per la prima volta, insomma, diciamo, Agrigento, il calcio a 5 Agrigento presenta due squadre di calcio a 5 a livello regionale nelle rappresentative, sia under 15 che under 17. Quindi questo significa, testimonia che il futsal nella provincia di Agrigento sta crescendo, non solo come prime squadre ma anche come settore giovanile. Diciamo che il presidente Angelo Caramanno e Alessandro Lo Giudice, il nuovo delegato calcio a 5, su questo si stanno prodigando tantissimo, hanno messo su uno staff veramente ottimo, hanno coinvolto, diciamo, dei dirigenti, allenatori delle massime espressioni diciamo, provinciali di calcio a 5. Diciamo, oltre a me che faccio il selezionatore, ho due collaboratori, Elio Caltagirone che lavora nella Ragazzi Futsal, Alessandro Di Natali che è della città di Canicattì, poi abbiamo due accompagnatori come Vincenzo Pisco del Concordia Futsal e Sebastiano Caista dell'Atletico Campobello. Quindi tutti noi abbiamo un grandissimo entusiasmo, cercheremo di onorare, diciamo, la provincia di Agrigento in questo torneo difficilissimo, dove ci vede raggruppati con le delegazioni di Trapani, Caltanissetta e Ragusa. Quindi per noi innanzitutto il fatto che siamo qui a partecipare è un grande successo. Naturalmente adesso speriamo pure di fare un'ottima figura. Ecco, a proposito di Lo Giudice, che è il responsabile del calcio a 5 della nostra delegazione, ecco, inviterei la regia di mandare questo servizio che ci è stato inviato da Canicattì e riguarda appunto il torneo Patti. Vediamo un po' cosa ci dice lo stesso Lo Giudice. Dopo la nomina lei ha iniziato subito a lavorare, si è messo al lavoro per poter intanto, ecco, fare convergenze su tutte le società e conoscere le società che operano in provincia di Agrigento. Adesso c'è un atto importante, il Memorial Patti, che è un trofeo prestigioso a cui Agrigento ha sempre partecipato e ha sempre risposto presente.
e sono stati nominati i coordinatori delle due squadre che parteciperanno a questo torneo. Sì, esatto, già dalla mia nomina mi sono messo subito al lavoro, quindi dal primo luglio abbiamo lavorato sodo. La prima cosa è appunto che già giorno 26 inizia questo Memorial Party cui la federazione regionale tiene, ed è stata costituito appunto abbiamo costituito lo staff, qui si è scelto un selezionatore che è Jack Giardina, non si poteva scegliere di meglio perché appunto vincitore di campionato di Serie C2, vincitore di Coppa, e a seguito si è scelto dei collaboratori molto importanti come il mister Di Natale del Città di Canicattì ed Elio Caltagirone. Abbiamo interessato diverse società come anche il Campobello di Licata con la presenza di dirigente di Sebastiano Caizza, e anche il Concordia Futsal avrà una sua presenza con il presidente Episcopo che ci accompagnerà a questa avventura che si chiuderà, se tutto va bene, il 5 gennaio. Ecco, naturalmente è un torneo a cui la federazione regionale tiene, ma che Agrigento ha sempre onorato, quindi la struttura, il medico, il coordinatore eccetera, eccetera, fanno sì che comunque siano elementi per poter far crescere anche quello che è il movimento calcistico del calcio 5 in provincia di Agrigento. Poi questo è un po' l'obiettivo. Sì, siamo stati, appunto all'interno di uno staff ci sono presenti anche dei medici e diciamo che in questo caso il medico Curella e dei preparatori atletici. Abbiamo il dottor Farina che coordinerà tutta la preparazione atletica della rappresentativa giovanile, che sarà una rappresentativa under 15 e under 17. Viene suddivisa in 3 gironi, di cui un quadrangolare e 2 triangolari. Noi come provincia di Agrigento ricadiamo in un triangolare con Ragusa e Caltanissetta, ma abbiamo pure un'extra partita, un extra girone con il Trapani nella partita che corrisponde alla nostra giornata di riposo. Ecco, archiviate un po' questo memorial che naturalmente è imminente, quindi si dovrà iniziare anche la preparazione e tutto. Poi dobbiamo dire che come coordinatore provinciale del calcio 5 della Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC di Agrigento, lei ha dato avvio anche al campionato femminile, ma prossimamente ci sarà anche l'avvio dell'altro campionato, quello maschile, calcio 5. Sì, esatto, ieri per esempio è partito il campionato femminile, cosa che mi inorgoglisce tanto. Per la prima volta ad Agrigento abbiamo la rappresentanza di 2 società come il Concordia Futsal femminile e il Santa Sofia. La prima partita casualmente è stata il derby, quindi è stata qualcosa per me di importante, di emozionante, e quindi spero che questo movimento cresca sempre di più, e magari il prossimo anno perché non vedere una società femminile di Canicattì, visto che sono anche canicattinese, e questo ancora mi inorgoglierebbe ancora di più, ecco. Il campionato femminile quindi è iniziato, adesso partirà anche quello maschile. Sì, sabato prossimo partirà pure la Serie D maschile con la rappresentanza di 3 società agrigentine come San Giovanni Gemini, l'Acragas Calcio 11 che è iscritto una squadra pure nella Serie D Calcio 5, e abbiamo pure il Grotte come rappresentanza, quindi siamo messi bene. È un lavoro molto duro, un lavoro molto impegnativo, ma per me molto stimolante. Speriamo di fare bene e che il prossimo anno, diciamo, portare tramite pubblicità, tramite social che ci stanno aiutando tanto, tramite le televisioni come voi, di arricchire sempre più questo sport bellissimo a cui mi impegnerò tanto, e la mia garanzia è questa qua, il mio impegno e la mia passione. Alessandro, lo giudice a 360 gradi ha praticamente parlato di tutte che sono quelle le attività di calcio a 5, ma vogliamo ricordare che il nostro Jackie Giardini è anche il tecnico di una squadra Serie C1 che è il Canicattì, e che si trova in questo momento in una posizione, diciamo, nella zona playoff, sì, no? Sì, Come sì. stanno andando le cose? Sì, quest'anno per noi, diciamo, per la prima volta Canicattì partecipa a un campionato di Serie C1 che è il massimo regionale. Noi siamo una matricola, però la società teneva moltissimo questo campionato, anche perché abbiamo un seguito veramente eccezionale a Canicattì. In ogni nostra partita sugli spalti nel palazzetto abbiamo 200-300 persone, quindi era anche una responsabilità fare bene. Abbiamo rafforzato la squadra, abbiamo degli elementi, dei giocatori che hanno militato in diversi anni anche in categorie superiori, nel Palermitano,
e quindi tra tutti voglio nominare Vincenzo Matonia, Gianluca Sgro, Francesco Mongata, Davide Cottone, insieme ai miei diciamo, locali Gerry Lardo, Benito Sirone, Alogio Roccaro, Domenico Providenza e tutti gli altri magari che adesso qui non dico i nomi, diciamo, abbiamo costruito una bella squadra dove veramente ci stiamo togliendo delle soddisfazioni e stiamo facendo bene, quindi il nostro obiettivo come primo anno è quello appunto di fare bene e comunque ci troviamo diciamo, nella zona playoff, quindi speriamo di continuare così. Bene, avete visto che abbiamo qua anche Tonino Butera che a trasmissione diciamo, già iniziata, si è accomolato, ma c'è anche la scusante perché proprio in questo, da pochi minuti diciamo, ha seguito un po' il lavoro delle rappresentative. Allora, Tonino, come vanno le cose intanto per quanto riguarda le due rappresentative provinciali? Intanto buonasera a tutti, saluto il mio presidente Angelo Caramano, che ringrazio per la fiducia che mi ha dato anche per questa stagione. Lui è al primo anno come presidente, ma è stato a fianco di Stefano Valenti diciamo, nella rappresentativa, quindi colgo l'occasione per ringraziare Angelo e saluto l'amico Giovanni Sorci e Giacchi Ciardini e chiaramente Carmelo Lentini, mio collega giornalista, nonché vice delegato. Allora, le cose stanno andando direi abbastanza bene, ci stiamo allenando, ci siamo già al quarto o quinto stage, pomeriggio con la rappresentativa Under 15 siamo stati a Palma di Montechiaro, dove abbiamo fatto un amichevole contro gli allievi sperimentali della Virtus Gattopardo di Angelo Greco. È stato un test molto impegnativo, i ragazzi si sono ben difesi, hanno fatto queste sono le immagini che stiamo vedendo proprio dell'allenamento online fatto proprio questo pomeriggio. Mentre la rappresentativa allievi Under 17 si sono allenati a Grotte. Purtroppo la carenza dei campi in erba sintetica, devo dire, nella nostra provincia ci portano molte volte anche ad andare e anzi dobbiamo ringraziare coloro che ci ospitano a partire dal comune di Oppolo, a partire da Raffadali, qualche volta ci siamo allenati grazie anche alla disponibilità di Giovanni Sorce anche ad Agrigento. Le cose stanno andando secondo il mio punto di vista molto ma molto bene e credo che rispetto ad altre delegazioni abbiamo fatto ci siamo organizzati un po' prima. Questo chiaramente non vuol dire niente perché poi è il campo il giudice supremo di ogni cosa. Noi ricordiamo che siamo campioni regionali per 2 anni consecutivi con gli allievi, riconfermato come tecnico Lillo Giardina, che è collaborato da Nicola Salamone, che è un nuovo entrato, Gioacchino Montaperto, che è l'allenatore dei portieri, mentre il dirigente accompagnatore degli allievi è il nostro Dino Valenti, mentre lo staff dei giovanissimi è composto dal selezionatore che è Carmelo Giordano, l'anno scorso era il collaboratore di Lillo Giardina, mentre Saverio Guardino è il suo collaboratore, poi diciamo, segue le 2 rappresentative il dottore Curella, che ci dà una mano anche dal punto di vista logistico, ci dà una mano anche in campo, perché lui ha grossa esperienza, ha fatto il calciatore, quindi qualche consiglio ce lo dà e si va avanti diciamo, per credo la giusta strada. Quando avranno inizio questi tornei? Allora, i tornei inizieranno la prossima settimana con le gare ufficiali. Noi giocheremo, il Presidente mi può dare conferma perché c'era una piccola percentuale, eventualmente in calendario era il 21, cioè giovedì, ma a quanto pare anticiperemo noi questa partita a Castellammare, dovremmo giocare con le 2 rappresentative contro Trapani il mercoledì giorno 20. Quindi inizieremo a giocare subito, quindi faremo un allenamento di rifinitura con le 2 rappresentative, sia con l'Under 17 che con l'Under 15, lunedì faremo le rifiniture e poi mercoledì ci presenteremo a Castellammare per cercare di onorare al meglio l'impegno. Come dice il nostro presidente regionale Santino Lopresti, lo sport, il calcio è un gioco, è uno sport, quindi in ogni caso dobbiamo dare dimostrazione di essere una delegazione seria, come sempre abbiamo fatto, non incorreremo sicuramente in episodi assolutamente che vanno oltre i canoni dello sport e dobbiamo dare l'immagine di una provincia di Agrigento, una delegazione che veramente sta crescendo
sta crescendo anche perché ci sono molte società che lavorano seriamente, c'è l'Atena, c'è la Virtus di Gattopardo, e oggi ho visto delle cose diverse a Palma di Montechiaro, anzi colgo l'occasione per ringraziare gli amici Petrucci, Salamone, Angelo Greco e Massimo, l'amico Massimo Amato, l'amico Massimo Amato che ci hanno ospitato oggi. Ho visto che a Palma Montechiaro finalmente hanno fatto quella fusione che era necessaria, perché ho discusso con loro, praticamente c'erano ragazzi buoni da una società, ragazzi buoni dall'altra, non riuscivano a mettere assieme, invece facendo sia i giovanissimi che gli allievi sperimentali sono nei primi posti di classifica, quindi Palma di Montechiaro ha dei ragazzi validi, come d'altronde ce li stanno dando tutte le società. E la cosa più importante è che stiamo coinvolgendo davvero tutta la provincia. Ecco, prima di andare in pubblicità, ecco, io mi vorrei soffermare un attimo con Giovanni Sorce, che ci deve un po' abbandonare per motivi chiaramente professionali. Allora Giovanni, ritornando invece all'attività che tu svolgi in seno alla tua scuola calcio, ecco, molti ragazzini stanno prendendo il volo verso società di un certo livello. Sì, noi quest'anno abbiamo dato 5 o 6 ragazzi nei professionisti, tra 2005 e 2003. Devo dire che bene o male ci stiamo prendendo delle grandi soddisfazioni, però ripeto, oltre al discorso tecnico generale, la cosa che più importante è che i ragazzi vengano da noi e si vengano a divertire senza stress, senza tensioni, senza particolari assilli, e quindi diciamo, cerchiamo di farli crescere nel modo migliore cercando di inculcare loro il rispetto verso i compagni, verso gli avversari, verso l'arbitro, e questo penso sia la cosa più importante. Se poi, ripeto, c'è qualcuno che magari ha qualche dote in più rispetto agli altri e si prospetta magari un percorso diverso, ecco, noi siamo ben felici di fare questo. Ripeto, anche quest'anno, come d'altronde anche negli anni precedenti, anche quest'anno diciamo, abbiamo avuto il piacere e la soddisfazione di dare ben 5 ragazzi nei professionisti. C'è stato un uccellino che mi ha detto: se Giovanni Sorce scende in campo in terza categoria, batte un record a livello nazionale. L'uccellino ce l'ho accanto. L'uccellino ce l'ho accanto. Cioè, potrebbe addirittura battere il record delle presenze, cioè colui il quale ha disputato tutti i campionati dalla Serie A alla terza categoria. Sì, decidi o no? Ne parlavamo con Angelo la settimana scorsa, quando è nata questa cosa della terza categoria, e lì praticamente mi è balenata un'idea, nel senso che la terza categoria è l'unico campionato a cui non ho partecipato, perché allora, dalla Serie A alla seconda categoria cosa decidi? ho giocato in tutte le... Cosa decidi? Un record da battere? Vediamo perché devo chiedere alle mie ginocchia innanzitutto, se se la sentono, però vediamo, il campionato è lungo, c'è ancora tempo per pensarci. E poi si deve allenare pure, giusto? Sì, assolutamente sì. E il tecnico deve decidere se farti giocare pure o meno. Vabbè, se dice di no lo esonero, quindi c'ha poco da pensare, c'ha poco da pensare. Bene, concludiamo in bellezza questa prima parte della trasmissione Spazio FIGC, quindi spazio alla pubblicità.
Ritorniamo allora subito in diretta, abbiamo salutato Giovanni Sorci e sono rimasti i nostri tre amici. Allora, Angelo, il mese di novembre e diciamo la fine di ottobre sono i mesi che praticamente danno inizio a vari campionati, però il mese di novembre è stato un po' inclemente e si sono dovute annullare, rimandare ad altra data diverse gare di giovanissimi allievi, mi sembra, no? Sì, abbiamo giustamente dovuto rinviare alcune gare per l'allerta meteo perché hanno interessato diversi comuni della provincia di Agrigento con ingenti danni, specialmente a Licata, e quindi quando c'è la salute bisogna bloccare tutto ed evitare qualsiasi tipo di rischio. Per noi in delegazione è stato un grosso lavoro riuscire a collocare queste partite nelle varie date, ma ci siamo riusciti con un grande lavoro da parte di Sergio Carlisi, che è veramente un impiegato modello, molto attento, preciso, e quindi siamo riusciti a collocare le varie partite nei vari recuperi, perché per noi è molto difficile andare a trovare i cambi in orari particolari. Allora, iniziamo da quello che diceva Tonino Butera. Confermo che la prima partita del torneo Brucato si farà il 20, non il 21, in quanto la delegazione di Trapani ce l'ha chiesto, noi eravamo tutti nelle condizioni di poter partecipare, quindi non c'è stato nessun inghippo, quindi partecipiamo a questo torneo, la prima giornata la facciamo il 20 a Castellammare. Erba sintetica, quindi un campo abbastanza buono, e quindi per noi è stato, diciamo, una cosa positiva riuscire a giocare un campo come Queste sono le gare che si disputeranno fuori casa. In casa invece la seconda partita, poi la seconda partita la faremo a Caltanissetta, la posticipiamo di un giorno, in modo tale che facciamo un mercoledì o giovedì per motivi organizzativi della delegazione, in quanto abbiamo cambiato il mercoledì, e giocheremo a Caltanissetta, non si sa il campo ancora, io spero San Cataldo, però l'anno scorso venivo da San Cataldo, ho parlato con il mio collega di Caltanissetta e molto probabilmente c'è la condizione di giocare a San Cataldo. La terza e ultima partita del girone la facciamo con il Ragusa in casa e spero lì di trovare di nuovo il campo di Favara, che è un campo che ci porta bene e ci ospita sempre, quindi gli amici di Favara del Pro Favara sono sempre, diciamo, disponibili a darci il campo, e quindi penso di quella gara di poterla fare di nuovo a Favara. Io volevo dire una cosa, Carmen. Sì. Allora, siccome in delegazione c'ho un mare di lavoro, e lo so perché per 5 anni sono stato accanto a questo momento e so il lavoro che c'è in prima persona ancora di più, e quindi io mi ritengo di aver fatto un ottimo lavoro nel mettere delle persone giuste al posto giusto, perché io dormo sonni tranquilli nelle due categorie di rappresentative. Io ho messo Tonino Butera come coordinatore e sono tranquillissimo, non mi preoccupo di nulla per quanto concerne l'organizzazione. Tonino Butera mi coordina le due rappresentative, fa pure il dirigente negli under 15 e di Novale nella 17. Questo mi permette di essere pronto e solerte nelle varie altre attività, che sono tantissime. E quindi il fatto di mettere le persone giuste al posto giusto, questi corrono come una Ferrari. ti permette anche di spaziare Di in altre cose, quindi corrono come una Ferrari, a volte vanno talmente forte che non so nemmeno come andarci dietro, però questo è una bella soddisfazione, avere persone qualificate che sanno gestire le cose al momento, perché c'è una situazione particolare e quindi già sono pronti ad ovviare eventualmente a degli inconvenienti, non gravare sul presidente perché ha tante altre cose. Mettere Tonino, diciamo, nel torneo Brucato, come coordinatore rappresentativo nel torneo Brucato, e mettere il delegato calcio a 5 Alessandro Giulia come diciamo, coordinatore del calcio a 5, per me queste due figure mi garantiscono, ripeto, a parte che abbiamo fatto due staffi, secondo me qualsiasi sia il risultato, già il fatto di aver messo in campo due staffi nel torneo Brucato e nel torneo Patti così qualificati, così professionale, così attenti a tutte le cose, per me è già una bella soddisfazione. Io ho sempre detto, Carmelo, vincere è bellissimo, vogliamo vincere tutti, è una bella soddisfazione, abbiamo vinto per 2 anni consecutivi con l'Under 17 e cerchiamo di fare bene pure quest'anno. Però loro sanno benissimo, infatti abbiamo fatto una riunione all'inizio, che a me interessa una sola cosa, riuscire a coinvolgere tutta la società. Tutte le società devono essere coinvolte con i vari protagonisti che sono i ragazzi. Poi la scelta è del tecnico, quindi il tecnico poi sceglie secondo la sua coscienza, secondo il suo modo di vedere il calcio. Io ho piena fiducia in entrambi i tecnici e i collaboratori che abbiamo scelto con oculatezza, però nessuno può dire la mia società non è stata interessata. E questo lo stanno facendo alla grande, e quindi questo mi dà serenità, tranquillità, e secondo me
ci fa crescere, ci fa vedere con un buon occhio da parte della società che ci collaborano tantissimo. Sono sacrifici ogni volta riuscire a mettere una squadra in campo, però dicevo ai tecnici, a tutti coloro che orbitano questi staffi, che alla fine quando nasce il giocattolo è una bella soddisfazione. È chiaro. Tu parti da squadre variegate, diverse tipologie di calciatori, di società che vengono, e poi alla fine riesci a mettere un giocattolo che funziona bene. Al di fuori del risultato, questa per me già è una vittoria. E nei prossimi mesi la delegazione di Agrigento organizza un corso per allenatori dilettanti, cioè significa che si può prendere, acquisire il tesserino, il patentino sino all'eccellenza, Sì. se non sbaglio. Sì, Ecco, diciamo quando inizierà questo corso e a chi bisogna rivolgersi, perché Sì. penso che sia una cosa molto interessante per chi è interessato a questo. Sì, come delegazione abbiamo fatto una richiesta nel mese di aprile-maggio per organizzare questo corso per allenatori dilettanti licenza D, che permette appunto, come dicevi tu, di allenare fino all'eccellenza. Si fa in provincia di Agrigento, quindi noi siamo come delegazione gli organizzatori, e a livello regionale coinvolgerà 40 persone, 40 aspiranti allenatori. Quindi il tetto massimo 40, sì, il tetto massimo 40, quindi si farà una graduatoria, dipende dai titoli. Quando si inizierà a presentare la domanda? Allora, la domanda si può già iniziare a partire da adesso, si può presentare, basta andare sul nostro comunicato ufficiale che abbiamo nella delegazione, scaricare il bando e si presenta a Palermo, nella nostra delegazione regionale di Palermo. Il bando, la scadenza è il 16 di dicembre. Possono partecipare tutte le persone con età superiore al 23esimo anno, quindi 23 anni compiuti. Anche da fuori provincia, sì, chiaramente. soprattutto, sicuramente verranno da fuori provincia. Questa è un'occasione unica per la nostra provincia, perché organizzare un corso del genere non è facile, e sicuramente da noi non si è organizzato da diversi anni, e quindi sicuramente chi è delle nostre zone ne approfitti a farlo subito, perché è chiaro che farlo in provincia di Agrigento ha, diciamo, dei vantaggi per chi abita nella nostra provincia, cioè, perché alcune persone hanno fatto questo corso a Trapani, l'hanno fatto a Catania, e quindi significa andare a dormire lì, mangiare, quindi spese, diciamo, aumenta di più. Il costo di questo corso è 660 euro. Inizierà il 27 di gennaio e finirà il 24 aprile con l'esame finale. Sono 6 settimane più gli esami. Il campo, con molta probabilità, sarà il campo di Emiliano Bellavia, e quindi... La pratica invece? La pratica nel campo di Emiliano Bellavia, mentre per la sala sto vedendo di trovare una sala che ci possa ospitare per queste settimane. Abbiamo già avuto il nome del docente di tecnica calcistica, che si chiama Alessandro Porro, che verrà da Coverciano, con cui già ho preso dei contatti. Il preesame sarà fatto il 18 di gennaio, un sabato mattino, perché prima si fa un preesame prima di essere ammessi, e diciamo che siamo pronti per quanto concerne questo corso. È un'occasione, quindi faccio un appello a tutte quelle persone che sono interessate eventualmente ad acquisire questo patentino, che in provincia di Agrigento finalmente abbiamo la possibilità di organizzare questo corso, e quindi ne approfittano per essere subito pronti a avviare la domanda e quindi partire al più presto. Quindi un prof da Coverciano per insegnare diciamo, Sì. il calcio a 11 in una certa maniera, ed è un'occasione ghiotta anche per coloro i quali si avvicinano e vogliono prendere questo patentino. Jack Giardina, allora il tuo è un campionato, quello di Serie C, molto impegnativo, però poco fa, parlando di chi sono gli atleti di questa squadra, ho notato che molti li conosciamo perché hanno militato anche nell'Agragas Futsal, e molti di loro hanno vinto anche il campionato di Serie C1. Dove volete arrivare? Guarda, noi diciamo che con la società il nostro primo obiettivo, visto che quest'anno per noi è il primo anno che facciamo questo campionato di Serie C1, è quello appunto di fare bene. Naturalmente siamo molto ambiziosi, il mio presidente Vincenzo Urso è uno di quelli che guarda tantissimi dettagli. Noi quest'anno, appunto, dunque abbiamo fatto la squadra, non volevamo essere solo così di passaggio, vogliamo dire la nostra. Naturalmente quest'anno questo campionato, detto da tutti i detti lavori, non è un campionato di C1 ma una finta Serie B, perché molte squadre del Palermitano quest'anno per motivi organizzativi, per motivi economici non si sono iscritti in questi campionati nazionali,
e tutte le società, tutti i giocatori si sono riversati in questo campionato, quindi il livello è aumentato in maniera smisurata. E noi comunque appunto ci siamo attrezzati, abbiamo preso questi giocatori che io già conoscevo da tempo, e insieme ai miei, diciamo, questa diciamo, simbiosi tra giocatori esperti e giocatori miei magari che però molto qualitativi, stiamo cercando appunto di fare bene, anche se devo dire abbiamo iniziato un po' balbettando appunto perché abbiamo riscontrato il salto di categoria, appunto la conoscenza, l'adattamento alla Serie C. Cioè, e poi naturalmente i miei giocatori dovevano confrontarsi tra di loro, insomma, per cercare di riuscire a trovare quell'amalgama che poi serve tantissimo per poter fare un gioco di sport. Però devo dire che adesso abbiamo fatto bene. Domani sabato abbiamo un altro test importante, giochiamo con la seconda in classifica. Quindi diciamo per noi è uno stimolo in più, perché giocare tra le mura amiche con una squadra forte ci stimola. Abbiamo, come dicevo poco fa, tantissimo pubblico che ci segue, e questo diciamo è un'arma in più per tutti noi, perché veramente ci dà una forza in più. Ritornando alle rappresentative, ecco, dove pensi di pescare i ragazzi per formarle? Allora, noi già ieri abbiamo fatto il primo stage, devo dire che con tanto stupore, in maniera positiva naturalmente, quando sono arrivato ai campetti ho visto che tra l'Under 15 e l'Under 17 nel campo Coco Soccer ho trovato più di 30 ragazzi, quindi per me è la prima volta che posso riuscire a fare una selezione, mentre magari negli anni passati diciamo che c'era qualche difficoltà. C'era difficoltà, quindi riuscire a fare una squadra di 12 a livello giovanile parlo, era difficile, quindi significa che il movimento veramente sta crescendo tantissimo in provincia di Agrigento, grazie alle società, al lavoro fatto, come dicevi tu, dall'Agas Futsal, perché diciamo, è la società che in questo momento milita in più alto che la Serie B, quindi diciamo l'Agas, a Canicattì ci sono 3 squadre, quindi una di C1 e 2 di Serie C2, c'è il Naro, quindi e tante altre squadre, c'è il Campobello, quindi diciamo che crescendo il movimento si sta investendo anche sui giovani, e quindi noi già quest'anno, facendo questa rappresentativa con questi ragazzi, è anche un modo di pubblicizzare questo sport a questi livelli, e come diceva poco fa il presidente Angelo, questi ragazzi nel momento in cui si incontrano tra di loro e fanno amicizia nelle varie rappresentative, non solo nel contesto della propria squadra, ma anche giocando con altre realtà come Trapani, Caltanissetta, alla fine poi tra di loro nasce un'amicizia che quando poi si incontrano con le rispettive società il clima già della partita è diverso, perché queste amicizie fanno in modo che veramente la partita diventa un momento di sport, diciamo di agonismo puro, e non si esce, diciamo, tra virgolette, fuori binario. Tonino, l'anno scorso io ti feci una domanda simpatica. Vincere la prima volta è difficile, riconfermarsi è difficilissimo, ma vincere la terza volta sarebbe il massimo, Carmelo, però sai, nel calcio uno ci deve provare, sicuramente nessuno scende in campo per perdere, anche i piccoli sacrifici che si fanno sicuramente, però non faremo un dramma. Però una cosa la devo dire, con le 2 rappresentative dobbiamo superare il primo turno, se questo obiettivo lo raggiungeremo già per noi è una vittoria. Ecco, rispetto all'anno scorso sono cambiate le rose dei giocatori? Chiaramente sì, con gli anni si va avanti, praticamente l'anno scorso erano i 2002 che siamo stati campioni e i 2004, quest'anno sono i 2003 e il 2005, quindi che si va avanti. Fatto i ragazzi dello scorso anno? I ragazzi dello scorso anno hanno fatto delle buone cose, devo dire, perché io ieri sono stato a Comitini, c'è stata la partita juniores tra Licata ed Agragas, ho visto che nel Licata c'erano 6 ragazzi che erano nella nostra rappresentativa, e devo fare complimenti al presidente del Licata Scimonelli, che stanno facendo un grosso lavoro a livello di settore giovanile. Il Licata sta lavorando molto e seriamente sul settore giovanile, perché questi ragazzi praticamente li fanno stare al Licata,
si allenano e quindi stanno portando avanti un discorso molto sacrifici. buono. Sì. Ragazzi che l'anno scorso sono stati Quindi con noi. sono ragazzi che praticamente sono trattati da professionisti. Sì, praticamente sì, stanno facendo un lavoro che fanno o dovrebbero fare le società professionistiche. Spero che durino queste cose perché poi alla fine fanno crescere tutto il movimento, diciamo, della nostra provincia. Ricollegandomi ad Angelo, noi abbiamo avuto la grossa soddisfazione veramente che nessuno può assolutamente lamentarsi di non essere stato cercato. Io addirittura ho chiamato Santa Margherita Belice, che è nel nostro girone, per chiedergli di mandare i giocatori come in montagna. C'è una squadra del Palermitano e l'Ercara che fa il campionato con noi giovanissimi e ci ha mandato i ragazzi agli stage, dimostrando grande serietà e grande professionalità queste società. Quindi e questa società è rimasta veramente sbigottita, è rimasta contenta, anche se non abbiamo, diciamo, facendo gli seggi poi, come diceva il presidente Angelo, sono i tecnici a scegliere poi per andare avanti la rosa. Che poi tra l'altro sono rimasti la rappresentativa è un buon trampolino di lancio. Sono rimasti contentissimi dal fatto che sono stati tenuti in considerazione, perché mi dicevano che i paesi interni solitamente, siccome a Palermo è un grosso bacino, prendono chiaramente ragazzi delle tantissime scuole calcio, quindi loro si sono sentiti onorati dalla nostra delegazione di essere stati cercati e questo veramente ci deve fare onore su questo aspetto. Sicuramente. Angelo, molta carne al fuoco comunque, Sì. ma partire con il piede giusto è la cosa ideale per tutti. Allora Carmelo, diciamo che abbiamo lavorato tantissimo, però tengo a precisare, lo dico sempre in tutte le salse, questo è un lavoro frutto di 5 anni di attività. Se noi adesso partiamo con questi Non è un caso che si arriva a tanto. Cioè il lavoro fatto da Stefano Valenti, il lavoro dei piccoli passi, come dice sempre lui, ci porta ad avere credibilità e quindi se io ora mi presento come delegato, è chiaro che mi presento come delegato di una delegazione credibile e quindi il lavoro fatto da Stefano Valenti è stato un lavoro grandissimo. Io devo avere la bravura di continuare questo lavoro. Spero di riuscirci, di avere persone accanto e ce le ho che mi fanno crescere e quindi sempre con la collaborazione di Stefano, perché ci sentiamo sempre e quindi i consigli suoi sono sempre preziosi, e con Santino Presti che è il nostro punto di riferimento, perché Santino Presti è un presidente molto attento, molto presente, molto puntuale nelle cose e quindi ci dà la possibilità di essere, diciamo, garantiti sotto l'aspetto dell'ascolto e della sollecitudine nel fare le cose. È chiaro che avere due figure così importanti a livello regionale, come il presidente Santino Presti a livello presidente regionale e Stefano come coordinatore regionale del settore giovanile, è una bella occasione per la provincia di Agrigento avere due figure così, però è un impegno molto molto importante, perché noi non possiamo mai sbagliare, dobbiamo andare avanti perché abbiamo due cariche istituzionali così importanti e quindi dobbiamo essere sempre puntuali. Diceva bene Tonino, noi possiamo vincere o non vincere, però la cosa principale è che noi come delegazione dobbiamo essere da esempio, come lo siamo sempre stati. Quindi noi cercheremo di portare avanti queste rappresentative e tutte le attività che facciamo nel miglior modo possibile, cercando sempre prima di prevenire. Ed è il lavoro che facciamo minuziosamente tutti i giorni, tutti i componenti della delegazione, dal primo all'ultimo, nel cercare di portare avanti i nostri valori, i nostri principi, perché per noi il calcio deve essere divertimento. Tutto quello che non è divertimento diventa polemica, violenza, non ci appartiene e noi lo debelliamo completamente. Sicuramente. La nostra è una trasmissione mensile, ecco, quindi noi ci rivedremo nel prossimo mese di dicembre, ma di qua a un mese cosa c'è in pentola? Sì, adesso dopo essere partiti, dopo aver fatto partire, diciamo, la terza categoria juniores, allievi, giovanissimi, la prossima settimana partiamo con l'attività di base, quindi con gli esordienti abbiamo fatto 3 gironi da 6, girone A, B e C, quindi diciamo un versante Sciacca Ribera, uno centrale e uno Licata Palma, la zona diciamo verso Licata. E questi esordienti partiranno la prossima settimana. Purtroppo abbiamo tentato di inserire gli arbitri, però per motivi organizzativi, tecnici e burocratici non siamo riusciti a inserirli in questa prima fase autunnale e speriamo di riuscirci nella seconda fase, quella primaverile. Subito dopo partiamo con i pulcini, i primi calci a 5, a 6, in sostanza tutta l'attività di base partirà ora a metà di novembre e finirà fine gennaio, primi di febbraio, la prima fase autunnale.
per poi essere pronti in quella primaverile verso marzo. Quindi diciamo che con l'inizio di queste attività diciamo, di base noi diciamo, completiamo tutte le varie attività. Diciamo che siamo soddisfatti del numero delle squadre che si sono iscritte e dell'impegno che ci mette la società a collaborarci. Diciamo che siamo soddisfatti e che il lavoro fatto diciamo, frutto di questi 5 anni di attività siamo soddisfattissimi per quello che abbiamo diciamo, raccolto. Tonino, una domanda che esula da quella che è la nostra trasmissione. È da molto tempo che non sentiamo parlare più di calcio ad Aragona. Cosa bolle in pentola? In pentola intanto bolle una bella cosa, quella che si sta facendo la struttura. Finalmente, se ne parla da tanti anni, questo è un progetto che è dal 2011 che lo abbiamo presentato. Mi ci metto pure io perché sono stato uno dei promotori a spingere l'amministrazione a presentarlo. Nel 2013 doveva essere l'anno buono, poi c'è stato un problema di fondi che sono ritornati al governo. Finalmente col patto per i soldi questi soldi sono ritornati e dopo tante peripezie eccetera eccetera, alla fine si è arrivati alla conclusione che da un paio di settimane ad Aragona sono iniziati i lavori per completare la struttura, più che completare, riammodernare la struttura, quindi credo che poi per la prossima stagione agonistica il campo sarà disponibile. Io spero molto per la delegazione di Agrigento, di cui faccio parte, e poi spero che anche ad Aragona si inizi nuovamente a fare calcio, perché Aragona ha una grossa tradizione calcistica. Angelo lo sa perché è stato un giocatore almeno 30 anni fa, quindi sa che c'era una bella tradizione, c'era una bella società. Purtroppo si è dovuto chiudere i battenti anche per la questione dello stadio, perché tu quando non hai una casa dove giocare è inutile che vai a girovagare perché non è risolto il problema. I lavori che cosa prevedono? I lavori ad Aragona prevedono intanto il rifacimento del manto che sarà in erba sintetica di ultima generazione. Ecco, questa è la novità. C'è anche, e stanno lavorando per ora per la ristrutturazione degli spogliatoi, poi ci sarà la copertura della tribuna che sarà fatta nuovamente perché era in Eternit e quindi non può essere più, la posa dei seggiolini in tribuna e l'impianto di illuminazione sarà nuovamente rimesso a nuovo con 4 torri faro, perché 2 erano state annullate per la costruzione della piscina. Sarà spostato anche il gabbiotto che vedevamo in mezzo al campo, sarà spostato, messo di lato, quindi il campo avrà una bella visibilità, non ci sarà più quello sgorbio che avevano fatto nel mezzo, diciamo, quasi del campo, e quindi sarà sicuramente un bel gioiellino. Quindi diciamo che tra Aragona e Porto Empedocle sono pure iniziati i lavori. Ecco, il calcio nella provincia di Agrigento si sta perché anche l'Empedoclina sta stringendo i denti, sta giocando a Raffadali, hanno avuto ospitalità, però è sempre giocare fuori casa. Io seguo l'Empedoclina, domenica sono stato, e molti empedoclini naturalmente non si spostano per andare a vedere la partita. Sicuramente quando quello stadio, il Collura, sarà riammodernato, ne gioverà sicuramente tutta la città, anche perché a Porto Empedocle si fa calcio giovanile, ci sono diverse società, c'è Raimondo Filippaccio, c'è Giovanni Castelli, diciamo, che fanno attività con... E spero che questa attività la facciano con la FIGC, perché il vero calcio è la FIGC, non per voler assolutamente screditare gli altri, ma il calcio si chiama Federazione Italiana Gioco Calcio. Sicuramente. Noi ci avviamo verso la conclusione di questa puntata Spazio FIGC e vogliamo concludere, ecco, facendo una domanda ciascuno. Partiamo da Jackie Giardina per poi concludere con Angelo Caramanno. Cos'è bolle in pentola per quanto riguarda il vostro campionato di Serie C1? Diciamo che... Parliamo di mercato. Allora, in questo momento diciamo è un po' prematuro. Noi abbiamo una squadra che appunto sta cercando di emergere appunto in questo campionato, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza, dobbiamo vedere in questo momento dove possiamo arrivare. Naturalmente, come dicevo poco fa, il nostro presidente è molto ambizioso, se continueremo a trovarci, mi auguro, sempre più in alto in classifica, possibilmente possiamo fare qualche sacrificio per poter puntare in alto e che sa fare i playoff e magari portare una Serie B a Canicattì sarebbe qualcosa di strepitoso per veramente per ripagare insomma un po' tutte le persone appassionate che ci vengono a seguire ogni sabato, però è giusto rimanere con i piedi per terra
noi siamo una matricola, bisogna fare bene e bisogna rimanere con i piedi per terra, come dicevo poco fa. Mentre per quanto riguarda invece per la rappresentativa, volevo dire che noi subito la prossima settimana iniziamo il primo impegno, giocheremo a Trapani il giorno 28, poi avremo il giorno 5 dicembre giocheremo a Caltanissetta, mentre il 12 di dicembre avremo una partita in casa, molto probabilmente forse la faremo al Palazzetto dei Cani però questo è da vedere, quindi diciamo anche come impegni diciamo, siamo abbastanza impegnati, però partiamo con quest'anno veramente. Partiamo con un piede, con una fiducia in più rispetto agli anni passati, perché sappiamo che quel gap magari che avevamo rispetto alle altre delegazioni, quanto pare quest'anno, quantomeno partiamo alla pari. Benissimo. Tonino, qualcosa da aggiungere a ciò che abbiamo detto sulle rappresentative? Prossimi appuntamenti? Sì. Prossimi appuntamenti, prima di debuttare a Castellammare il giorno 20, con le 2 rappresentative faremo appunto gli ultimi 2 allenamenti di rifinitura, le rose sono quasi definite, è chiaro che se nel corso del torneo ci saranno dei ragazzi, perché purtroppo in distinta possono andare 20 ragazzi, quindi noi abbiamo fatto anche dei discorsi chiari dentro gli spogliatoi e le società lo sanno. Sono i tecnici a scegliere, a valutare bene i ragazzi, ma nel corso può succedere qualche giocatore che si infortuna eccetera, tutti si debbono sentire coinvolti. Il discorso che abbiamo fatto oggi, che ho fatto oggi chiaramente ai ragazzi dentro lo spogliatoio a Palma di Montechiaro, è improntato su questa: formare un bel gruppo, aiutarsi tra di loro eccetera eccetera, fare amicizia perché poi si legano, ne abbiamo esperienza di ragazzi eccetera eccetera. Anzi, avevo dimenticato che nello staff c'è anche un ragazzo, Alessio Todarotilli, che è rimasto molto legato alla delegazione perché è un campione regionale anno 2001 e ci ha voluto collaborare come allenatore dei portieri, quindi con i giovanissimi viene Alessio a darci una mano di aiuto. E ieri, essendo a Raffadala, a vedere un'altra partita, giovanissimi, tanto per cambiare, perché noi seguiamo a 360 gradi i campionati, ci andiamo a vedere le partite, anche per vedere i ragazzi, eccetera, eccetera. Un ragazzo che l'anno scorso, Giovanni Curabba, che è stato il portiere della rappresentativa che ha vinto con i 2002, si è proposto per esempio per il prossimo anno che vi posso collaborare, e questa è una cosa che fa piacere, certo, perché vuol dire che i ragazzi sono stati affezionati e rimangono legati a quello che la delegazione è riuscita a trasmettere, perché noi abbiamo chiuso campionati con un ammonito, non abbiamo avuto mai un espulso, e spero che quest'anno la cosa più importante sia questa, a prescindere dal risultato finale, perché se una squadra educata fuori dal campo e dentro il campo raggiunge anche dei buoni risultati. Benissimo. Tonino e Angelo, vogliamo aggiungere qualcosa? Sì, allora aggiungiamo che la nostra delegazione fa tantissime attività. Ora io ripeto, ho la fortuna pure di avere 2 delegati, uno per l'attività scolastica, Giovanni Puccio, il professor Giovanni Puccio, e uno per l'attività di base, il professore Ignazio Valenti, che sono validissimi, che lavorano tantissimo a 360 gradi. Ignazio per esempio è sempre presente, va a fare tante visite nelle società di settore giovanile, e con Giovanni Puccio stiamo organizzando già 2 corsi di formazione per le maestre, scuola elementare e scuola dell'infanzia, uno a Favara e uno a Canicattì, quindi partiremo subito, uno è già partito la settimana scorsa, uno partirà metà novembre, subito dopo metà novembre verso il 20 novembre, e quindi diciamo che anche lì siamo molto attenti e precisi, e ripeto, io ho la fortuna di avere delle persone stupende che mi collaborano e quindi mi permettono di fare bella figura e far crescere la delegazione in maniera proprio artissima. Benissimo, allora ringraziamo sia Angelo, il nostro presidente Angelo Caramanno, Tonino Butera, in bocca al lupo per le tue rappresentative, in bocca al lupo anche a Giacchi Giardina per le rappresentative di calcio a 5. Noi ci vedremo nel prossimo mese di dicembre, il mese del Natale, con altre novità, sperando di portare anche alcune novità positive, notizie di risultati, perché ci saranno sicuramente dei risultati di qua da allora, quindi ne parleremo diffusamente. Io ringrazio i nostri amici e i telespettatori per la cortese attenzione, ringraziamo il nostro sponsor per aver accettato praticamente di sponsorizzare questa trasmissione, quindi appuntamento al prossimo mese di dicembre. Buonasera a tutti. Buonasera.